rimane indietro il numero 5 Anastasia B, che poi sbaglia. E sono partiti. Dall'esterno il numero 7 di Morgan Demar sta prendendo il comando delle operazioni nei confronti del numero 1 Gladiatore OM, poi partita fortissima Oklahoma K dalla seconda fila, con al comando Gladiatore Oklahoma che va a spingere, Morgan Demar lì sotto, Oklahoma K che insiste su Gladiatore OM che si lascia sopravanzare e così dal numero 13 passa a condurre Oklahoma K 27,5 per i primi 400 di gara. Il gruppo si è logicamente allungato con Gladiatore che è secondo, terzo in corda Morgan, poi il numero 8 di Maverick Van davanti al 6 di Lustro d'Italia che dà la mezza ruota sull'Harry Mack, 42,9 per i primi 600, c'è stato il rallentamento. All'esterno l'Harry Mack insiste e scavalca Lustro d'Italia, portandosi ora sui primi, trascinandosi lo stesso, mentre ha spostato anche Nine Fair Wise dopo 58,7 per i primi 800 di gara. Oklahoma K, Gladiatore OM, all'esterno l'Harry Mack, poi Morgan Demar, Lustro d'Italia sul passo, Nine Fair Wise in terza ruota, anticipato da Marco Di Pino, 14,4 per il primo chilometro e Oklahoma K è sempre battistrada, l'Harry Mack che dà un parziale, cerca di andare, che va ai fianchi di Oklahoma K che deve reagire, Gladiatore M lì sotto, poi Lustro d'Italia che si è gettato in corda, adesso viene ripreso in mano l'Harry Mack con Oklahoma K che ha sempre mezza lunghezza, poi Gladiatore M richiesto, Nine Fair Wise sul passo di dentro Lustro d'Italia quando i cavalli escono dalla curva in 15,1 con Oklahoma K al comando, Gladiatore M che prova di fuori, di dentro Lustro d'Italia che oggi ha aspettato tantissimo, poi viene di nuovo l'Harry Mack ma Oklahoma K l'ha già risolta e va a vincere sul Lustro d'Italia il Gladiatore OM. Oklahoma K, Marcello Mattì che dalla seconda fila è riuscito nella magia di sfilare al comando, lo schema è stato perfetto, Oklahoma K ha risposto alla grande, quota di 4,98 su un Lustro d'Italia ancora una volta piazzato e su un Gladiatore OM che ha sfruttato la posizione davanti a un ottimo L'Harry Mack. 1,14,8, la combinazione Tris dunque è 13,6,1, la combinazione Quartet è 13,6,1,9, la combinazione Quintet è 13,6,1,9,4. Questo è l'ordine d'arrivo ufficioso, non abbiamo un altro replay, sono andato a memoria ma sembra dovrebbero essere questi i numeri, con la vittoria per Oklahoma K e Marcello Mattì, il training è quello di Giovanni Palanga.